Nei giorni scorsi il consigliere regionale e comunale Marco Dolfin, Lega Riga Veneta, è intervenuto sulla questione trasporti rivolgendosi ad Arriva Veneto perché si attivi con tutta la sua professionalità per far funzionare il servizio di cui si è presa incarico e che ora mostra molte criticità. A quanto afferma Marco Dolfin, la situazione attuale rappresenta un disservizio, arrivando a rasentare l'abbandono dei minori a causa dei ragazzi che vengono lasciati a terra dai bus. Il servizio che ha preso in carico deve essere adeguato e dignitoso e Dolfin suggerisce all'amministrazione comunale e ad Arriva Veneto di risolvere le gravi carenze. A riguardo interviene il consigliere comunale Lucio Tiozzo, Partito Democratico, il quale definisce inaudite le parole espresse dallo stesso consigliere. Questi, afferma, più volte ha spiegato che bisognava uscire da CTV e che la soluzione al problema trasporto poteva arrivare anche da altri soggetti. L'amministratore delegato di ACTV, l'ingegner Seno, aveva dato disponibilità a rimanere a Chioggia, ma a fronte di una sostenibilità finanziaria. Non è che ACTV volesse escludere Chioggia dal servizio senza una motivazione valida. Dei debiti di cui la maggioranza ha parlato nei confronti di ACTV non c'è traccia del bilancio. Questa amministrazione, guidata da un sindaco leghista, ribadisce Tiozzo, ha ereditato dall'amministrazione precedente un servizio funzionante, seppur non perfetto, e lo ha smantellato. Afferma forse Dolfin che si è sbagliato qualcosa, si chiede Tiozzo. Se è così e rinnega le decisioni prese dalla maggioranza, sia coerente e mandi a casa Armelao. Sul tema trasporti, da parte di Dolfin, dipendente ACTV, consigliere regionale e consigliere comunale, si sarebbe aspettato Tiozzo una maggior serietà, ma ha appoggiato la privatizzazione rimanendo in linea col suo partito, a discapito di una mancanza di servizio. Dragster Italjet, motori ad alta prestazione 125, 200 e 300 cc, telaio fuori dagli schemi con un carattere unico, una guida emozionante, fari full LED, un Urban Superbike di cui ti innamorerai. Vieni a vederlo da SD Auto, Chioggia, Viale Stazione 36. Di questa determina sono particolarmente euforico come presidente di Ascot. Noi siamo sempre stati al fianco dei concessionari di tutti, riteniamo e riterremo, spero nel futuro, che vadano valorizzate le imprese esistenti e insistenti sul demanio marittimo, che hanno investito e vogliono investire ancora i loro sacrifici. La questione di getto era particolare perché, insomma, secondo noi è stata una domanda presentata artatamente, secondo noi era una sollecitazione politica per qualche maniera, di una parte politica perlomeno, che a parole a favore dei concessionari, ma nei fatti non è così. È stata una comparazione, è stato premiato, insomma, chi per anni ha sudato camicie, sta sudando e ha sofferto e vuole investire ancora, con molto coraggio. Siamo contenti, moltissimo ovviamente, abbiamo affiancato Getto nella questione legale. Se ben vi ricordate, il problema era la compatibilità piuttosto che conformità. Eravamo gli unici coglioni che avevano questa idea, confermata dal tribunale. L'amministrazione, devo anche dire, per correttezza e completezza, che ha dimostrato una sensibilità ai concessionari esistenti, al di là di tutti, insomma, cercando di applicare in maniera puntuale la norma Bolkestein, chiaramente non c'è dubbio, regionale, e declinata a livello locale, con quel famoso regolamento che abbiamo, insomma, che in qualche maniera ad oggi non dico aiutato, ma valorizzato le attività esistenti. Quindi, ripeto, praticamente contento. Devo dire che sull'aspetto demaniale questa amministrazione ha dimostrato una sensibilità che in altre parti così non è stato. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 €. Nonostante qualche tempo fa si fosse detto che la squadra, nonostante il risultato, non andava cambiata di una virgola, ora la posta nel piatto ha un valore diverso e si è deciso che per provare a dare una chance all'Union Clodiense Chioggia Sottomarina, oltre a mettere nuovi giocatori in campo, sembra essere diventato necessario cambiare allenatore.
Se ne va quindi mister Andreucci, che ha portato la squadra ai vertici facendole fare un meritato balzo di categoria dopo 47 anni di attesa, e se ne va anche l'allenatore in seconda Alessandro Ballarin. Al loro posto entrano alla conduzione tecnica mister Bruno Tedino e il suo braccio destro, allenatore in seconda Carlo Marchetto. I due saranno in panchina già domani contro il Lumezzane e ci auguriamo che riescano a fare il miracolo che lo stadio di casa, il Ballarin, non è riuscito ancora a compiere. Il nuovo mister Granata, che ha militato anche in Serie B, si trova ad affrontare una bella sfida che si pone un obiettivo abbastanza complicato da raggiungere, partendo comunque da una buona base, quella costruita con tanto lavoro da mister Andreucci. Mister Tedino oggi ha condotto il primo allenamento. In questo momento l'Union Clodiense è fanalino di coda della Serie C Girone A, con 11 punti, mentre la prima in classifica, il Padova, ne ha 58, una partita vinta, 8 pareggi e 13 sconfitte. La squadra quindi si trova davanti a un grosso ostacolo, ma non ancora è tutto perduto. E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0 e volevo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora, fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia. Antonio Serraino, presidente dell'IPAB di Chioggia, rende noto che parte la collaborazione con l'Università di Padova, Facoltà di Infermieristica, sulla sede di Chioggia, e afferma: accogliamo i primi 3 studenti infermieri che inizieranno lunedì prossimo il tirocinio presso le nostre strutture. La collaborazione con l'Università di Padova porta quindi a un'importante opportunità. L'IPAB costituisce un importante tassello per compiere un percorso di studi professionale nella formazione della figura dell'infermiere, percorso che si compie ora anche a Chioggia grazie alla collaborazione tra la ULSS 3 Serenissima, il Comune di Chioggia e non dimentichiamo l'Autorità di Sistema Portuale, che ha messo a disponibilità degli spazi. Ora si ha il primo ciclo di tirocini di questa importante collaborazione. Aggiunge il presidente Serraino che a breve si terrà l'inaugurazione del nuovo reparto appena realizzato presso la struttura Il Boschetto, nel quale troveranno ospitalità 25 degenti. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.